Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. I genitori di Francesco Rosso, il macellaio di 34 anni freddato nel suo negozio a Simeri Creek nell'aprile del 2015, hanno ottenuto un sit-in di protesta a Catanzaro. Chiedono che intervenga Gratteri. E mistero sul ritrovamento di un cadavere a Isola Caporizzuto, disposto l'esame autoptico. Protestano i genitori degli studenti che abitano in alcune contrade del Crotonese, impossibilitati a mandare i figli a scuola perché la zona è priva del servizio di scuolabus. Il Consiglio regionale licenzia la legge salva precari, intanto all'Annunziata si consuma il dramma dei 92 OS licenziati. È difficile che si voti in dicembre, molti consiglieri favorevoli al ritorno alle urne in gennaio. I primi 100 giorni del sindaco di Vibo Limardo, che nel primo scorcio di governo ha dovuto fronteggiare l'emergenza rifiuti. Vendeva schede e video su un sito online a 400 euro, ma agli acquirenti non ha mai fatto recapitare l'oggetto acquistato. Arrestato e posto ai domiciliari un 35enne di Marano Marchesato. Mormanno rende omaggio al dolce tipico della cittadina ai piedi del Pollino, il tradizionale, unico nel suo genere, bocconotto. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque 4 anni fa l'omicidio a Simeri Creek del macellaio Francesco Rosso, venne ucciso all'interno della sua attività commerciale. Bene, i familiari e gli amici chiedono giustizia. Questa mattina protesta davanti al Tribunale di Catanzaro. La mamma e il papà di Francesco Rosso hanno chiesto aiuto al procuratore Gratteri. Giustizia! 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 Le magliette bianche indossate da parenti e amici e lo striscione giustizia per Francesco Rosso, la sua foto stretta tra le braccia della madre inconsolabile dopo l'omicidio del figlio, 34 anni, freddato in una giornata di primavera. Era il 14 aprile del 2015 nel suo negozio a Simeri Mare. Ieri uno degli esecutori materiali del delitto è stato condannato a 17 anni di carcere con il rito abbreviato. Al presunto mandante vicino di casa della famiglia Rosso sono stati concessi qualche settimana fa i domiciliari. La mamma e il papà di Francesco si rivolgono al procuratore Gratteri. Sono una mamma distrutta, sono 4 anni e mezzo, mi corico piangendo e mi alzo piangendo, questa è la mia vita, non ho più vita, credetemi. Guardate che faccia che aveva mio figlio, solo lui vi può dire, solo a guardarlo, può dire che persona che era una persona speciale, per tutti era speciale. Non posso accettare questa giustizia, non la posso accettare, grido giustizia con tutto il cuore, con il cuore in mano. Oggi chiedo solo a Gratteri di aiutarci perché noi viviamo sia nella paura e sia nell'ingiustizia e vorrebbero giustizia. Noi non vogliamo vendetta, noi vogliamo solo la giustizia e di stare tranquilli pure noi. Basta guardare i volti dei genitori per capire come il tempo si sia fermato 3 anni fa, quando un comando di 4 persone, killer pagati 30.000 euro, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno fatto irruzione nell'attività commerciale uccidendo il macellaio. Arrestati anche i mandanti del fatto di sangue. Il movente, l'odio profondo tra le due famiglie, contrasti economici per terreni confinanti in un quadro degradante di una comunità spaldata, così gli inquirenti che hanno analizzato 180.000 intercettazioni telefoniche, una vicenda che non si è chiusa con gli arresti dei colpevoli e la famiglia Rosso continua a chiedere giustizia. Ed è mistero sul ritrovamento di un cadavere a Isola Caporizzuto. È stato disposto l'esame autoptico, il decesso risalirebbe a circa 15 giorni fa. Non sarà facile risalire l'identità dell'uomo il cui cadavere è stato trovato nelle campagne di Isola Caporizzuto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato in località Santo Stefano da alcuni contadini che hanno dato l'allarme. I carabinieri della tenenza di Isola Caporizzuto e della compagnia di Crotone e i vigili del fuoco hanno raggiunto il posto, recuperando il cadavere nelle acque di un ruscello che scorre nelle campagne del Fondo Concio, a sud del comune crotonese.
I militari hanno avviato le indagini raccogliendo il maggior numero di informazioni possibile, ma la lunga permanenza in acqua, il decesso potrebbe risalire a una quindicina di giorni fa, rende difficile l'identificazione. Il cadavere è stato rinvenuto senza scarpe a torso nudo. Dalle prime risultanze potrebbe appartenere a un uomo di nazionalità rumena, dall'apparente età di circa 30 anni. Sarà l'autopsia, disposta dal procuratore Alessandro Ro, a fornire maggiori particolari. Continua a far parlare di sé Riace, l'ex borgo dell'accoglienza. I giudici di Locri infatti stanno valutando l'ineleggibilità dell'attuale sindaco Antonio Trifoli. Contro di lui si è ora costituita anche l'Avvocatura dello Stato per conto della Prefettura di Reggio. L'ineleggibilità dell'attuale sindaco di Riace, Antonio Trifoli, adesso è al vaglio dei giudici del Tribunale di Locri. Il procedimento è stato avviato oggi. Trifoli, tramite i suoi legali, ha sostenuto di avere le carte in regola per essere sindaco, ma anche la prefettura si è costituita in giudizio contro l'attuale primo cittadino dell'ormai ex borgo dell'accoglienza. Per l'Avvocatura dello Stato non avrebbe potuto neanche partecipare alle elezioni, in quanto dipendente del comune nel momento in cui si è candidato. Ex LSU con l'incarico di vigile urbano, Trifoli era stato destinato prima al comune di Riace nell'ambito del processo di stabilizzazione gestito dalla regione, poi assunto a tempo determinato dall'ente comunale. Proprio per questo, come scritto anche dal Ministero dell'Interno nel parere inviato alla Prefettura di Reggio Calabria lo scorso 13 settembre, non aveva diritto all'aspettativa per motivi elettorali. Avrebbe potuto candidarsi alle elezioni solo se avesse rinunciato al suo incarico. Contro l'elezione di Trifoli era stato presentato ricorso dalla consigliera di minoranza Maria Spanò e da altri 3 cittadini di Riace. Ispettore della sicurezza a tempo determinato fino al 27 aprile, Trifoli dunque, secondo i ricorrenti e l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe potuto candidarsi ed essere eletto in base a quanto previsto dal testo unico degli enti locali. Adesso si attende alla decisione dei giudici prevista nei prossimi giorni. Protestano i genitori degli studenti che abitano in alcune contrade del Crotonese impossibilitati a mandare i figli a scuola perché la zona è priva del servizio di scuolabus. Deve risolvere il problema, se no di qua non si muove nessuno. Eccole le mamme e i papà dei bimbi che abitano alcune contrade del Crotonese che hanno deciso di protestare davanti al palazzo di città perché impossibilitati a far frequentare i propri figli la scuola per il mancato avvio da parte dell'ente comunale del trasporto scolastico. Abbiamo un gravissimo disagio, noi genitori, me incluso, dovremmo lasciare ogni mattina il posto di lavoro, portare i bimbi a scuola, ritornarli a prenderli a mezzogiorno. Ed è un problema che purtroppo non va e bisogna prendere un provvedimento assolutamente, perché altrimenti la periferia è veramente trascurata sul settore scolastico. Le contrade penalizzate sono quelle di Margherita, Pizzuta e Cantorato. Chiedono a gran voce il diritto allo studio per i propri figli, dopo promesse non mantenute, e intendono proseguire la protesta fino a che non verrà risolto il problema una volta per tutte. Non vedo la differenza tra il nostro comune, che fa comunque provincia capoluogo, con gli altri comuni che già da 17 settembre mattina hanno messo a loro disposizione i scuolabus. Il sindaco pugliese, ecco come spiega la situazione intricata. Chiariamo una volta per tutte che non è una questione nostra economica, tutt'altro. Noi abbiamo già le risorse appostate nel bilancio, abbiamo già messo tutti in ordine, eravamo già pronti per il bando. Questa sentenza della Corte dei Conti del Piemonte ha bloccato tutto. Invero c'è stata una seconda sentenza della Corte dei Conti della Regione Puglia che ha parzialmente chiarito qual è la situazione, ma non è del tutto chiaro come gli enti locali debbano muoversi in questa situazione. La sanità adesso con il via libera da parte del Consiglio regionale alla proroga per i lavoratori precari, provvedimento passato all'unanimità nella tarda serata di ieri. Restano proteste e polemiche. Giustizia è morta, hanno scritto oggi sui social gli idonei delle graduatorie che hanno protestato ieri a Reggio, e da stamattina i 92 operatori sociosanitari cosentini della Coop Service sono disoccupati.
È arrivata nella tarda serata di ieri il sì del Consiglio regionale alla proroga per i precari della sanità in Calabria. La proposta di legge ha incassato il voto unanime dell'Assemblea dopo l'intervento finale del Presidente della Regione Mario Oliverio, che ha ricordato come il neoministro della Salute Roberto Speranza abbia espresso nel corso dell'incontro a Roma la scorsa settimana una valutazione circa il fatto che la stagione dei commissariamenti vada superata. In quella sede, ha sottolineato il governatore, è stato predisposto un emendamento modificativo del decreto Salva Calabria per arrivare allo sblocco delle assunzioni. Un provvedimento, quello di Palazzo Campanella, che scontenta gli idonei delle graduatorie calabresi, OSS, infermieri, tecnici e biologi, che dopo la protesta di ieri oggi gridano la giustizia è morta. Hanno creato un gruppo sui social in cui scrivono: siamo stati lasciati soli, al contrario della parte precaria che è stata aiutata in tutto e per tutto e appoggiata fino alla fine. Da stamattina inoltre i 92 operatori sociosanitari della Coop Service e Multiservice, dopo 25 anni di lavoro nelle corsie dell'Annunziata di Cosenza, dopo le proteste vibrate giorno e notte sui tetti dell'azienda ospedaliera di Cosenza, dopo la riunione con Cotticelli in prefettura, si ritrovano con un pugno di mosche in mano, licenziati. Al loro posto in ospedale sono stati assunti 17 precari con un contratto di 3 mesi che scadrà a dicembre. Arrivano da Reggio Calabria e sono i vincitori di una selezione indetta dell'azienda ospedaliera della città dello Stretto. Una guerra tra poveri in una giungla normativa in cui nei fatti nessuno ha diritti. Il ministro della Salute può riportare ordine in Calabria e in queste vicende, in particolare del Comune di Cosenza, la Presidente della Commissione Sanità Maria Teresa De Marco, proprio in relazione agli OSS che cominciano il mese di ottobre da disoccupati, a invocare la visita di Roberto Speranza. C'è poi la questione della data delle prossime elezioni regionali. Ebbene, è difficile che si voti a dicembre. Molti consiglieri sono favorevoli al ritorno alle urne a gennaio. La politica è ferma, si aspetta un segnale, un quid, un qualcosa che aiuti i dirigenti dei partiti a progettare le regionali. A questo punto è molto, ma molto difficile che si voti in dicembre, anche per un motivo molto semplice. Una parte consistente degli attuali consiglieri regionali difficilmente tornerà a sedere tra i banchi di Palazzo Campanella, per cui, per questioni di opportunità facilmente intuibili, si spingerà per prolungare fino a quando è possibile la fine della legislatura. Per cui è possibile che si tornerà alle urne non prima del 26 gennaio 2020. C'è quindi tutto il tempo necessario per affinare progetti e strategia. Al momento l'unica cosa che tiene acceso il dibattito riguarda la diatriba interna al PD, la volontà di Oliverio di riproporre la sua candidatura e il veto imposto dal commissario Graziano, che aspetta segnali da Roma in direzione 5 Stelle per un accordo civico come vorrebbe Di Maio. Ma i compagni calabresi sono contrari, almeno quelli che hanno partecipato all'assemblea dei circoli a Catanzaro, e lo hanno detto chiaramente. Come finirà la storia? Sono in molti a ritenere che il presidente uscente sarà ugualmente in campo, con o senza l'egida del PD. Anche il centrodestra ragiona sulle candidature. Al momento Mario Chiuto attende solo l'ufficialità, essendo lo stesso da tempo piazzato da Forza Italia al centro del dialogo con gli alleati. Il movimento berlusconiano, a detta dei suoi dirigenti nazionali, manterrà fede alla scelta fatta. Chi invece si muove in assoluta autonomia è Carlo Tanzi. Ha già illustrato il suo programma e messo in moto la macchina elettorale. È certo che, non appena sarà comunicata ufficialmente la data delle elezioni, altri affolleranno l'agone. I primi 100 giorni del sindaco di Vibo Limardo, che nel primo scorcio di governo ha dovuto fronteggiare l'emergenza rifiuti. Il sindaco di Vibo Valentia è sicura. Il mandato che i cittadini gli hanno assegnato è quello del cambiamento. Maria Limardo, a 100 giorni dall'insediamento della sua giunta, ha voluto incontrare la stampa per un primo bilancio e soprattutto per dare un segnale forte ai suoi concittadini. Ordine, legalità, senso di appartenenza sono le parole chiave con cui intende caratterizzare il suo operato, ben consapevole della complessità che comporta l'amministrazione di un comune difficile come Vibo Valentia, ma nella consapevolezza di voler far uscire dal tunnel la città. Credo che la città ci abbia dato veramente il mandato del cambiamento. Negli ultimi 10 anni la città è andata sempre più sprofondando, lo abbiamo visto, lo dicono i numeri, lo dicono i dati.
lo dice una visione generale della città. Il mandato dei cittadini è certamente quello del cambiamento, quindi noi abbiamo delle direttrici ben precise che abbiamo appena detto in campagna elettorale e che abbiamo ripetuto ora dopo questo primo bilancio dei 100 giorni. Ripristino delle regole, ordine, legalità, trasparenza, sono queste le nostre direttrici, i nostri punti di riferimento. Dobbiamo assolutamente cambiare rotta, dobbiamo invertire la marcia, dobbiamo andare verso la direzione del cambiamento e del miglioramento delle nostre azioni. Un altro aspetto importante è il recupero del rapporto di fiducia tra cittadino ed amministrazione e viceversa. Anche in questo senso io mi sto spendendo molto, credo che il recupero della fiducia passi innanzitutto attraverso una logica del fare, perché il cittadino sta verificando come e quanto noi ci stiamo realmente impegnando sul territorio, non solo io ma tutti quanti i miei assessori. Stiamo dando l'anima per questa città. Cerchiamo di dare risposte serie, coerenti con il programma e soprattutto abbiamo invertito anche in questo senso il nostro rapporto, perché per esempio alla mia porta bussano quotidianamente moltissime persone, io le ricevo, parlo con loro e ci parlo anche piacevolmente, perché ascoltare dalla voce delle persone le problematiche della città è certamente momento di arricchimento ed è anche momento di riflessione sulle cose di cui la città ha effettivamente bisogno. Sentite cosa è accaduto a Tarsia, centro in provincia di Cosenza, un inseguimento tra auto sfociato con un incidente stradale che solo per un caso non ha provocato vittime. A denunciare l'episodio il sindaco della cittadina Roberto Meruso. Secondo quanto riferisce in un comunicato il primo cittadino, 2 auto provenienti da fuori paese sarebbero entrate nel centro storico ad alta velocità. Giunte poi in una zona centrale, in una zona in cui erano parcheggiate diverse auto con numerosi dossi e locali fortunatamente chiusi, prosegue a Meruso, l'inseguitore ha tamponato violentemente l'auto inseguita, innescando una spaventosa carambola con il coinvolgimento delle vetture ferme e con le ringhiere che sono state letteralmente divelte. Siamo ancora scioccati, ha detto ancora il primo cittadino, ed è un miracolo che non si sia verificata una tragedia. E adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Aveva messo in vendita su un sito online una scheda video al prezzo di 400 euro, ottenendo dagli acquirenti il pagamento tramite carta di credito senza poi recapitare il prodotto. Un 35enne truffatore seriale residente a Marano Marchesato è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di truffa e possesso di documenti falsi. Le indagini sono partite a seguito di 2 querele da 2 distinte vittime della truffa, una a Sore e l'altra a Cagliano in provincia di Trento. In entrambi i casi il 35enne con raggiri, dopo aver incassato la somma, si è reso irreperibile. In casa dell'uomo i militari hanno trovato alcune carte prepagate, una carta d'identità e una tessera sanitaria contraffatte. È stato sorpreso in flagranza di reato mentre appiccava un incendio all'interno del Parco Nazionale d'Aspromonte. Un 54enne di Condofuri con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri forestali in località Grecia nel comune del Reggino. Lo hanno bloccato e perquisito e aveva con sé un accendino regolarmente funzionante. L'incendio, domato dopo alcune ore, ha interessato circa 1,5 ettari di macchia mediterranea. 21 armi appartenenti ad un apiario, risultato non registrato all'anagrafe della banca dati nazionale del settore, sono state sequestrate a Cutro dai carabinieri forestali che hanno denunciato un giovane apicoltore del posto. I militari hanno individuato le armi senza l'indicazione del codice aziendale, prive del cartello identificativo obbligatorio. Il servizio sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone dovrà verificare adesso le condizioni sanitarie degli insetti, in particolare dovrà escludere la presenza di un coleottero originario del Sudafrica molto dannoso per gli alveari. Mormanno rende omaggio al dolce tipico della cittadina ai piedi del Pollino, il tradizionale bocconotto.
Dici Mormanno e pensi al bocconotto, il dolce tipico della città del faro votivo, così chiamato per la sua caratteristica che permette di mangiarlo in un sol boccone, celebrato nel corso della nona edizione della festa del bocconotto. Noi stiamo puntando sulle eccellenze enogastronomiche della nostra comunità e poi chiaramente inseriamo anche tutte le eccellenze del territorio. Ma c'è una matrice storica nella produzione di questa forma di pasta frolla che oggi ha assunto i connotati di un vero e proprio ambasciatore del gusto per la città del Pollino. In un saggio del professor Domenico Crea, infatti, si narra che a Mormanno già dal 1300 venivano preparati dei dolci molto simili, cucinati dalle monache per le tavole del vescovo barone. Diciamo che con il passare del tempo questo prodotto si è evoluto. La nostra novità di quest'anno è la confettura di agrumi con il cioccolato. Questa nuova invenzione ad esempio di mettere insieme due sapori all'interno del bocconotto, il cioccolato e l'agrume, rendendo quindi anche così un altro dei nostri prodotti tipici della nostra zona, è un'idea meravigliosa. Significa veramente che c'è tanta voglia di fare, tanta passione e si va avanti. La 2 giorni è iniziata con un dibattito presso il Teatro San Giuseppe sul tema Bocconotto di Mormanno, prodotto agroalimentare tradizionale, la valorizzazione dei prodotti tipici come volano di sviluppo per le aree interne. E il re della pasticceria tradizionale mormannese è stato festeggiato tra artisti da strada e la strepitosa performance percussiva di Leon Pantarei, guru della groove therapy, e dai suoni elettronici della world dance dei Rena Nera, che hanno scaldato il cuore e il corpo del pubblico presente. A Cosenza ha presentato il libro di Yvette, una donna che non si arrende alla violenza. In Italia in media ogni 2 o 3 giorni un uomo uccide una donna, una compagna, una figlia, un amante, una sorella, una ex, magari in famiglia, perché non è che la famiglia sia sempre quel luogo ideale in cui tutto è amore. Inizia così una serata intensa di riflessione ma anche di speranza sul terrazzo Pellegrini a Cosenza in occasione della presentazione del libro Perché ti amo di Yvette Samnik. Una storia dolorosissima di violenza e sopraffazione vissuta sulla propria carne dall'autrice che, nata in Camerun, arriva in Italia carica di sogni e attese per sfuggire ad un passato difficile e complicato. Il libro è nato come uno sfogo per dare voce al dolore, a tutto ciò che ho vissuto, che non mi lasciavano esprimere se non passava per un'aggressione. Io avevo bisogno di far uscire tutto questo, di tutti questi sentimenti, tutte queste emozioni, di dare una faccia al dolore, a ciò che ho vissuto. Yvette Samnik non si è arresa alla violenza. Il libro è la testimonianza della sua lotta, ma è anche il racconto di una rinascita e la testimonianza di una battaglia che è diventata quella di tutte le donne vittime di violenza. La sensibilità della casa editrice Pellegrini, coadiuvata dall'associazione Animed, presto dedicherà a tutte le donne e in particolare ai giovani un'importante iniziativa che vedrà la luce nei prossimi mesi. Questa casa editrice ancora una volta conferma una grandissima sensibilità verso argomenti di questa natura, tant'è che proprio veramente un'idea partorita proprio in queste ore, in questi giorni, sarà un qualcosa anche di innovativo, di respiro nazionale, ministeriale, l'avvio di una collana di libri dedicati a questo fenomeno che ovviamente serviranno e saranno finalizzati alla prevenzione, quindi questi libri poi saranno portati all'interno delle scuole affinché possano veramente i ragazzi fin dalla tenera età avere un'idea ben chiara da che parte stare, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato va insegnato ai ragazzi fin dalla tenera età, fin dalle scuole elementari. E adesso le previsioni del tempo. Inizio di settimana ancora in compagnia dell'anticiclone nelle Azzorre, che continua a garantire una fase stabile con temperature sopra le medie stagionali di alcuni gradi. Dalla giornata di mercoledì però sulla Calabria sono attesi i primi segnali di un cambiamento, seppur i maggiori effetti si avranno nella giornata di giovedì a causa dell'arrivo sull'Italia dalla penisola scandinava di una seccatura in quota che favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione che porterà a diffuso maltempo e un calo delle temperature su tutta la penisola. Domani cielo sereno o poco nuvoloso,
Nel corso della giornata possibili addensamenti lungo i litorali tirrenici, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Domani Mar Tirreno poco mosso con venti deboli dai quadranti occidentali, calmo quasi calmo il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.